Buon divertimento, si comincia con Silon che scambia con Tiago, poi palla per Fusari a sinistra che mette in calcio d'angolo. Primo attacco dell'Olimpia con la combinazione Silon-Fusari, fermato però dall'uscita di Vascello. Intanto attenzione perché Grizzly soffia la palla a Rafinha, tentativo in diagonale, c'è il tocco anche di Ceschini che mette in calcio d'angolo. Fermo sullo 0-0, vediamo Amin Fakir che porta il pallone, poi danza per andare dalla parte opposta dove c'è Rafinha, c'è Christel, attacco ancora per Amin che prova col sinistro, pallone alto, calcio d'angolo quindi effettuato da Rafinha, palla a scavalcare al volo, Mufakir, la respinta di Vascello dal lato corto, attenzione a Tiago, sorvola la traversa, tiro di prima intenzione, lancio a spiovere, Belme per Tiago che prova il volo, palla ancora alta, tocco all'indietro per Ceschini, Ceschini prova anche lui il lancio lungo, ancora Zanolin, palla in mezzo, poi tentativo di Morson chiuso dalla difesa rossoblù, prova però a spingere la formazione del Pordenone in questo frangente, punta Koren, palo e poi è gol, è entrato il pallone dietro la porta, dietro il palo probabilmente, perché la rincorsa, la finta, parte Koren, tocco corto, attenzione lo schema, poi ancora Rafinha, largo per Amini, il tocco per Silon, la respinta della Bianca e forse anche di Tiago con un colpo da biliardo che ha colpito la stanga interna della porta, il pallone poi era uscito ma è entrato, attenzione, ed ecco il raddoppio, c'è un po' addormentata la difesa dell'Olimpia, rimesso dell'Olimpia che prova a essere scossa dai propri tifosi, il tiro di Silon, Olimpia che rimane in attacco con il calcio d'angolo, Rafinha dietro, attenzione ancora ad Amin Fakir che prova la terza volta, ancora Vascello, tocco corto per Silon, riesce a recuperare palla Langella, Langella che punta, poi mette in mezzo, attenzione della Bianca, la palla è entrata, dice Cocco. Tocco per Hassan, si distende Vascello, bisogna affidarsi a quello che ha visto l'arbitro. Buon divertimento anche per la ripresa, si riparte, attenzione a Koren a sinistra, infatti c'è la finta, arriva Koren col destro, il tocco sotto misura da parte di Stendler, di nuovo per il numero 10, si accentra Rafinha, cerca spazio, prova ad andare col sinistro Rafinha, sul secondo palo Fusari, Rafinha accorcia le distanze a 5,35, avanti Santoro che trova spazio, ancora Santoro col sinistro, alla respinta rimane lì e poi Silon che dimetta le distanze a 10,41. Anzi, rimessa laterale, lo stesso Tiago per Silon, le finte di Silon che salta Stendler, palla per Hassan, Tiago sul secondo palo a 10,14, lo spazio il pubblico che sta ribollendo in tribuna, il numero di Rafinha, il tiro di Rafinha, il miracolo di Vascello. C'è Silon tocca per Fusari, il sinistro, di piede Vascello che è in un momento dove ferma tutto, attenzione al veloce Langella, il contropiede sinistro di Santoro. Bravi due portieri in questo frangente. Il pandemonio qui al Pala Marchetti, speriamo che vi arrivi la voce, la puntata di Fusari, Tiago che voleva forse girarla in porta ma alla fine l'ha respinta lui. Poi Santoro cerca spazio col mancino, Vascello in calcio d'angolo. Ma però il cronometro corre e rimangono 8 secondi all'Olimpia. Che serve subito Fusari,
che prova in velocità, poi Sinan, Thiago! A 2 secondi dalla fine l'Olimpia aggancia il pareggio, incredibile quando tutto sembrava perso. L'invenzione di Fusari, il tocco di Silo nella rete di Thiago.